Questo è il nuovo alveo del torrente che dovrebbe raccogliere tutta l'acqua di questo bacino di raccolta che praticamente si trova sotto l'incrocio delle strade per Palermo e Castanea, per i locali facilmente individuabili come Colli Sarrizzo, il bivio dove c'è Dominico, il famoso venditore di panini all'incrocio fra la via per Palermo e la salita per la strada che porta Antinnammare. Questo è il torrente che si sta costruendo per contenere questo argine. Potete vedere la grandezza di questo torrente è forse 3 metri per il flusso di tutta quest'acqua che d'inverno diventa un vero fiume che dovrebbe incanalarsi dentro questo alveo che poi ovviamente sarà coperto e per proteggere la Badiazza. Questo è il prospetto della Badiazza che si trovava un tempo al di sopra del fiume, quindi abbiamo qui un torrente scavato proprio quasi al confine che dovrebbe raccogliere l'acqua di tutte queste colline qua attorno per proteggere la Badiazza da queste eventuali alluvioni. Il livello del torrente già qui è più alto del prospetto della porta principale della chiesa. È stato abbassato il livello del muro, del vecchio muro di contenimento, e quindi l'acqua verrà incanalata in questo nuovo muraglione che passa a quasi 5-6 metri dalla chiesa. Il prospetto della chiesa non è interamente libero, ancora è nascosto da questo vecchio muraglione. Vi faccio notare che ci sono dei merli che vagamente somigliano ai merli normanni, che però non esistevano prima. Questa è una libera interpretazione di quelli della sovrintendenza che hanno fatto i lavori alcuni anni fa, hanno coronato la chiesa di questi merli normanni che prima non esistevano. Ora sembra più un castello che una chiesa. I muri laterali di contenimento sono quasi finiti e ora si sta completando il torrente fino alla strada che porta alla via Palermo, sempre scendendo nel torrente.